Salve amici di Area TV, siamo a Sanguinetto nella sede del coro del Castel di Sanguinetto che quest'anno compiono 50 anni. Qui con me ho Gianni Fioravanti, presidente del coro Il Castel, che vorrei chiedere fare questa breve intervista per parlare del vostro coro storico. Certo. Vuoi raccontarci intanto subito, partiamo con un po' di storia per far capire cos'è questo coro? Certo. Qua siamo nella sede del coro del Castel di Sanguinetto, che erano le vecchie carceri del castello medievale Scaligero, Castello Scaligero, che il comune ci ha concesso e noi abbiamo restaurato nel 1974. Il coro ha cominciato a esistere nel 1974. I fondatori erano i fratelli Dionisi, Gaetano e Mario, e Guido Zaffani, che complice la austerity hanno un po' così pensato di fare un coro, di chiamare alcune persone appassionate di canto e praticamente il coro è cominciato così. Il nostro primo maestro è stato Soliman, il quale ci ha diretto per alcuni mesi solamente, poi si è passato al maestro Mario Chiaramonte. Mario Chiaramonte, quello è stato maestro direttore per parecchi anni. Dopo il maestro Chiaramonte c'è stato il maestro Paladini, Marino Paladini qua di Sanguinetto, il quale lo ricordiamo sempre perché ha armonizzato una canzone che sarebbe il nostro simbolo, Amici miei, che praticamente i nostri 5 dischi hanno sempre cominciato dicendo amici miei sono 10 anni, amici miei sono 20 anni, amici miei e così via. E dopo il maestro Paladini l'altro maestro è stato Gianfranco Moretti, che era un corista nostro, il quale ci ha diretto per parecchi anni anche lui, e una decina, 10 anni fa, 9, il coro l'ha preso in mano con la direzione e il maestro Donadoni, Federico Donadoni, che è qua di Sanguinetto, è un insegnante del conservatorio e un armonizzatore pianista, e praticamente ha armonizzato parecchie canti a 4 voci, perché il nostro coro è partito maschile, poi alla fine del secolo scorso è diventato misto con l'ingresso di 8-9 ragazze che cantavano nella chiesa nostra, e praticamente il maestro Donadoni ha modificato le armonizzazioni praticamente, perché sono entrate oltre ai bassi e ai tenori, sono entrate anche le soprano e le contralto. Il maestro Moretti anche lui aveva armonizzato cante con la presenza delle nuove entrate praticamente. Noi abbiamo preso questa decisione da passare a coro maschile a coro misto per mancanza purtroppo di maschi. I maschi erano, specialmente le voci alte, erano latenti, e praticamente le abbiamo sostituite con le voci femminili ed è stata una ottima scelta. Praticamente il coro Il Castel ha fatto concerti in tutta Europa e in tutta Italia. Qua dentro la nostra sede ci sono le foto e tutte quante i posti dove abbiamo cantato, praticamente non so, ne dico alcuni: Berlino, Budapest, Vienna, la Germania, Zagabria e altre, e anche in Italia, Sicilia, Sardegna, la Puglia, praticamente Roma. Siamo andati un po' dappertutto in questi 50 anni. Ecco, il coro farà le sue nozze d'oro sabato 26 in Teatro Zinetti, il nostro bellissimo teatro, alla sera alle ore 21.
e praticamente anche lì faremo tutta la storia praticamente del coro, praticamente la storia letta praticamente, e i vari canti che abbiamo cantato in questi 50 anni, diviso in decade praticamente, 10, 10, 10, 10. Ecco, non so cosa posso ancora dirvi. Io non so più cosa domandare, chiedere, perché hai già fatto tutto tu. Una cosa volevo, per il 26, so che tutti gli anni fate la vostra festa in castello o nel convento, sì, esatto. E ospitate sempre dei cori, oltre che anche voi, come hai già detto, che andate ospiti in giro. Sì. Quest'anno che avete Allora noi da 40 anni facciamo sempre una rassegna in estate la facciamo fuori in cortile del castello, invitando sempre dei cori italiani e stranieri ogni anno, e sempre ogni anno in chiesa facciamo Santo Stefano insieme, che praticamente Santo Stefano insieme canti natalizi, e anche lì invitiamo dei cori veronesi specialmente, o cori italiani, ecco, praticamente. E sicuramente queste qua sono le due nostre rassegne fisse, praticamente quella di luglio, cortile Castello, e quella del 26 di dicembre, Santo Stefano insieme, e nella chiesa. Bene Gianni, ti ringrazio dell'ospitalità che siamo venuti qua, e cosa dire, aspettiamo tutti il 26 ottobre, Teatro Zinetti, Sanguinetto, che è sempre qua in questo bellissimo castello dove ci hanno ospitato nel piano superiore. Le nostre nozze d'oro. Le nozze d'oro del coro Il Castello. Salve a tutti, grazie.